Ore di apprensione nei giorni scorsi a Padova per la piena del fiume Bacchiglione. I dati erano infatti molto simili a quelli dell'alluvione del 2010. Per fortuna, rispetto a 10 anni fa, ha piovuto molto meno e i fiumi erano meno carichi. La piena è arrivata dopo un periodo di siccità e i corsi d'acqua sono stati in grado di smaltirla. Non sarà sempre così e Padova chiede di continuare a costruire opere necessarie alla sicurezza di un territorio fragile. L'opera fondamentale è il canale scolmatore Padova Mare, perché consente di avere una via di smaltimento dell'acqua molto, molto importante per il Bacchiglione. Noi siamo riusciti a scaricare la piena perché avevamo la disponibilità del fiume Brenta, il Bacchiglione, che è un fiume a carattere torrentizio ed è quello che ci impensierisce sulle sue piene. Quando il livello si alza, attraverso il canale San Gregorio e il Piovego la scarichiamo in Brenta. Quando il Brenta va in piena e non abbiamo più questa disponibilità, non dobbiamo tenerci l'acqua e quindi si riversa sul territorio. A questo serve il canale scolmatore. A parte quello di Caldogno, pochi i bacini realizzati dal 2010 in Veneto, evidenzia il vice sindaco di Padova. Serve in tempi brevi una via d'acqua e libera per lo sfogo in mare. Chi si deve rimboccare le maniche per il canale scolmatore Padova Mare? Dobbiamo rimboccarci tutti le maniche, nel senso che dobbiamo tutti insistere su questo obiettivo. È la Regione che ha la responsabilità dell'opera e quindi è importante che porti avanti con concretezza questi interventi. Ad esempio 10 anni per attivare il bacino di Caldogno sono tempi molto, molto lunghi, rischiamo se procediamo con questa andatura. Il Comune di Padova offre la massima collaborazione, dice Michalizzi, a patto che i tempi siano certi.